Inizia questa mattina la 60ª edizione del convegno di studi pirandelliani. Le vostre aspettative quali sono? Le nostre aspettative sono certamente rose, considerato il gran numero di partecipanti, di studenti delle scuole medie superiori di tutta Italia, ma anche con la presenza di docenti universitari italiani e stranieri che hanno pubblicato e studiato tanto Pirandello. Io vorrei ribadire una cosa molto simpatica. Questo nostro 60° convegno internazionale di studi pirandelliani è stato associato alle celebrazioni dei 60 anni della fondazione del Dipartimento di Italianistica dell'Università di Seul, Corea. Cioè per loro, per la Corea, il numero 60 ha un valore simbolico straordinario. Indica il 60 l'inizio, la chiusura di un ciclo per aprirne un altro con nuove aspettative future. Quindi l'Università di Seul ha associato questo nostro 60° convegno con i 60 anni della fondazione del Dipartimento di Italianistica. Una cosa straordinaria, stupenda, perché fa capire quanto il centro sia una realtà della cultura internazionale, universale, e quindi non soltanto agrigentina, perché proveniamo da lì. Centro significa Agrigento, però ha questa valenza universale che rende orgogliosi noi, e quindi penso anche il professore Lauretta, che ormai non c'è più, ed è il punto di riferimento, il Centro Nazionale di Studi Pirandelliani Agrigento, degli studi pirandelliani nel mondo. Perché il convegno si svolge a Palermo? Si svolge a Palermo perché Agrigento non ci fornisce i mezzi, gli aiuti, i contributi per organizzarlo lì nella città dei templi. Palermo invece ci accoglie a braccia aperte. Questa è la realtà, non è una scelta nostra, ma è una scelta nostra in quanto obbligata dalla mancanza di aiuto da parte degli enti provinciali nostri agrigentini. Dunque stamattina si alza il sipario sul 60° convegno nazionale di studi pirandelliani. Le vostre aspettative quali sono? Tanti gli studenti che partecipano. Sì, questa mattina alziamo il sipario su un bel gruppo di giovani provenienti da tutte le parti d'Italia, molto motivati, perché come lei ben sa al convegno non si viene come spettatori ma come partecipi attivi. Infatti i ragazzi qui presenti hanno già preparato un'artesina o un cortometraggio o quest'anno addirittura la nostra novità, una partitura musicale. Al centro di questo convegno le novelle. La raccolta delle novelle, le raccolte delle novelle. Sì, perché Pirandello è un pozzo di San Patrizio. Se questo è il 60° convegno vuol dire che abbiamo trovato tanti argomenti, tante motivazioni per fare già 60 convegni e ci auguriamo che altri 60 ne faremo ancora. Si alza il sipario sul convegno di studi pirandelliani, 60ª edizione. Quali sono i temi trainanti di questo evento? Sì, è una bella ricorrenza, 60 anni di attenzione all'opera di Luigi Pirandello nella sua terra. Quest'anno si conclude l'analisi della raccolta delle novelle di Pirandello. Pirandello voleva fare le novelle per un anno, aveva un ordinamento calendariale, diciamo così, un po' come ha fatto Petrarca con il Canzoniere, che era una poesia per ogni giorno dell'anno. Ecco, questo ricorre nella letteratura italiana e Pirandello è stato un maestro proprio nel rendere questa cornice e con dentro questi gioielli che sono le novelle.